Sono Domenico Scala, sono presidente onorario della Federazione Circoli Sardi Svizzera, ma per quanto riguarda la rete dei sardi del mondo sono anche vicepresidente vicario della consulta regionale dell'immigrazione sarda nel mondo. Nel mondo ci sono 135 circoli riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna. Questi 135 circoli sono presenti in tutti i continenti che abbiamo sulla Terra. Abbiamo circoli in Australia, in Canada, in Argentina, in Perù, abbiamo, in Sud America abbiamo tantissimi circoli, nel Nord America altrettanto. Poi in Europa è chiaro, no? In Europa abbiamo circoli in Germania dove abbiamo una grande rappresentanza e presenza di nostri corregionali, abbiamo circoli in Francia, abbiamo circoli in Belgio, abbiamo circoli in Svizzera dove io risiedo, abbiamo circoli nell'Italia continentale perché la presenza più importante o maggiore numericamente sono i circoli in Italia, perché in Italia sul territorio nazionale abbiamo oltre Tirreno circa 65 circoli. Qual è l'attività specifica in Svizzera? Allora, l'attività specifica dei circoli sardi Svizzera non si differenzia dagli altri circoli. Noi abbiamo il compito di promuovere prevalentemente cultura, promuovere la Sardegna, la sua storia, le sue tradizioni. Abbiamo dei contatti dopo tantissimi anni di emigrazione, io sono 50 anni all'incirca che mi trovo in Svizzera, pertanto ormai i nostri rapporti non sono circoscritti solamente ai nostri corregionali, ma bensì abbiamo tra i nostri soci simpatizzanti svizzeri di altre nazionalità, ma prevalentemente corregionali e soprattutto associati anche figli di sardi della seconda e terza generazione che oggi ricoprono posti anche di una certa rilevanza a livello amministrativo, a livello politico, a livello accademico, perché sono ragazzi e devo dire che i sardi hanno investito molto sui loro figli, pertanto hanno avuto l'opportunità di poter andare a scuola, di poter frequentare delle università e di poter all'occorrenza anche imparare, svolgere, esercitare oggi delle professioni molto importanti che sono quelle professioni che oggi ci danno la possibilità di poter promuovere economicamente la Sardegna anche in Svizzera, perché come voi sapete, indipendentemente dall'incremento turistico che c'è stato nel 2015, ma la Svizzera è il terzo paese a livello europeo, a livello internazionale, il terzo paese a livello di presenze qui sul territorio, sul territorio sardo, ecco, il terzo paese, un paese importante. Questo progetto in particolare di alto livello distingue i circoli sardi in Svizzera? Ma noi partiamo dal presupposto, questo è un progetto pilota che stiamo guidando noi, non è che noi stiamo facendo un po' da apripista, perché noi siamo convinti che quello che stiamo realizzando in Svizzera, che è ancora in fase embrionale, dobbiamo vedere, dobbiamo capire se riusciamo ad accompagnare l'imprenditoria sarda verso l'internazionalizzazione e dovrebbero in un certo modo cercare di consorziarsi, siamo nella possibilità, noi non è che il nostro progetto è gestito, se così si vuol dire, a livello politico, a livello decisionale da parte dei circoli, da parte dei sardi che risiedono in terra elvetica, però l'abbiamo affidato a dei professionisti, molto probabilmente credo che avete già intervistato il dottor Canonico, cioè non è che stiamo improvvisando nulla e noi ci vogliamo allargare in Germania, in Francia, vogliamo aprire dei poli sportivi, vogliamo aprire anche verso le altre nazioni dove noi abbiamo circoli e dove non facciamo solamente cultura ma facciamo anche assistenza. I 5.000 nostri ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani, che sono partiti lo scorso anno dalla Sardegna, molti di questi si rivolgono ai nostri circoli per avere informazioni a livello legislativo, a livello sanitario, per cercare un'occupazione, qualche volta li troviamo un po' da soli e hanno bisogno anche di aiuto e devo dire che noi siamo anche nella possibilità di poterli sostenere nel limite del possibile ed aiutarli. Grazie. Buongiorno, io sono Giannicola Saba, sono la responsabile del settore integrazione migranti ed emigrazione del servizio coesione sociale che è strutturato all'interno dell'assessorato del lavoro della Regione Sardegna. All'interno di questo qual è il servizio offerto agli emigrati?
Allora, il nostro settore da tanti anni segue i circoli dei sardi nel mondo. I servizi offerti sono quelli di garantirne la loro esistenza, promuovendo delle attività, promuovendo dei progetti regionali, di cui quello che vediamo oggi dello sportello sardo in Svizzera è uno dei più significativi, perché va al di là solo della memoria, del ricordo della propria terra, ma offre delle opportunità economiche che in qualche modo possono coinvolgere le imprese sarde pronte per un passo, per una loro internazionalizzazione. Che cosa dire ai circoli sardi che si rivolgono a voi? Ai circoli sardi vorrei dire che da parte dell'amministrazione regionale c'è la consapevolezza che i circoli sardi rappresentano una risorsa. Quello che dobbiamo fare sicuramente è muoverci in una direzione nuova per intercettare le sfide che il mondo ci pone in questo momento, e quindi trovare anche delle occasioni, diciamo, di sviluppo economico come questa che stiamo rappresentando noi oggi, e che nelle nostre intenzioni, se porterà i frutti voluti, potrà essere estesa ai circoli sardi nel mondo e non solo in Svizzera. Quindi possono rivolgersi a voi, al vostro ufficio? Assolutamente sì. Il nostro ufficio è aperto da sempre a tutti i circoli sardi nel mondo, e questo lo sanno. L'importante è confrontarci su idee che possano in qualche modo essere innovative. Il nostro servizio, il settore, si occupa di alcune competenze sugli immigrati, perché queste competenze sono poi ripartite fra presidenza, sanità, anche agricoltura per certi aspetti, e in particolare noi ci siamo occupati in passato e ci occuperemo in futuro di problematiche legate all'inserimento, alla formazione e all'inserimento lavorativo degli immigrati, cercando di recuperare anche le competenze che loro avevano nei loro paesi d'origine e che possono rappresentare una risorsa per la stessa Sardegna. Questo per esempio è il concetto che è stato portato avanti con il progetto Diamante, dove abbiamo cercato di recuperare delle capacità e delle tradizioni inserendole però in un contesto produttivo sardo. Le associazioni possono rivolgersi a voi e presentare dei progetti che prevedano l'integrazione? Allora, sulla parte immigrazione noi lavoriamo soprattutto su fondi comunitari. Come sapete, stiamo lavorando sull'annualità 2014-2020 e nell'arco di quest'anno e dell'anno successivo ci saranno sicuramente degli interventi a favore del mondo dell'immigrazione. Quindi più che rivolgersi a noi, le regole comunitarie comportano la partecipazione a bandi, quindi potranno partecipare a bandi e i progetti migliori saranno selezionati e premiati. Bene, io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento come di consueto alla prossima settimana con In e Out.